Tony De Re, felicemente candidato di Forza Italia. Come mai questa scelta? Ma è una scelta che è arrivata dopo 2 anni di espulsione e quindi mi sono riposizionato all'interno del centrodestra, come sempre lo sono stato, ma su un partito sicuramente moderato e non su un partito che, da dove provengo, era andato troppo a destra. Ecco, troppo a destra cosa intendi? Intendo che per fare bene e per governare bene bisogna cogliere l'elettore moderato, cioè la massa degli elettori. Gli estremismi non premiano mai, premiano magari in un frangente molto ristretto, invece l'elettore moderato vuole sicurezza, vuole serenità, vuole programmazione e soprattutto la sicurezza per investimenti che servono alle nostre imprese, alle nostre aziende, al nostro turismo, a tutto quello che è il grande Veneto, un Veneto laborioso, forte e fiero. Quali sono, se domani dovesse essere eletto, la prima cosa in assoluto su cui vorrebbe lavorare? Ma ci sono temi sono sicuramente quelli della sanità. Le liste d'attesa non è possibile che si vada in ospedale e si chieda magari un esame particolare e ti danno 6 mesi di aspettativa, se invece lo paghi lo fai il giorno dopo. Questo non è concepibile, non è possibile in un paese come il Veneto, un paese sicuramente bello, bravo, ma soprattutto non è possibile che avvengano queste cose. Non possiamo dare la sanità pubblica in mano ai privati.